Per questa edizione nessun altro aggiornamento vi lascia Barzellette Sicilia Cabaret Club. Una buona serata su Antena Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Allerta caldo a Catania e Palermo, la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino meteo che prevede un'ondata di calore di livello 3, codice rosso, che indica condizioni ad elevato rischio per 3 giorni consecutivi. Il bollettino segnala un rischio incendi con livello di pericolosità alta. Una tentata aggressione sessuale su una ragazza agrigentina, le minacce con pistola a un autista Amat e un ragazzo accoltellato a Bagheria. Palermo e la sua provincia si confermano ad alto rischio sicurezza. Messina investita e uccisa da una moto, aveva 15 anni. L'impatto avvenuto davanti l'abitazione dei nonni. La ragazza soccorsa dal 118 è deceduta poco prima di arrivare al pronto soccorso del Papardo. Arrestato il motociclista. Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone, 13 anni dopo la visita di Papa Francesco nell'isola delle Pelagie. ATG Sicilia documenterà l'evento con collegamenti in diretta. Sono iniziati a Catania i lavori di riqualificazione della zona industriale per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Sono interventi fortemente voluti dalla nostra amministrazione, evidenziato il sindaco Trantino, con fonti erogatoci dalla regione siciliana. Poi il calcio, siciliane attive sul mercato, il Palermo stringe per l'attaccante Luvumbo, il Catania valuta alcune cessioni per rientrare nei parametri del tetto ingaggi. Buongiorno, avete sentito, il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino meteo che prevede per Catania e Palermo un'ondata di calore di livello 3, codice rosso, che indica condizioni ad elevato rischio persistenti per 3 o più giorni consecutivi. Il bollettino segnala anche un rischio incendi con livelli di pericolosità alta e livelli di allerta preallerta. L'amministrazione comunale di Catania raccomanda particolare cautela e invita i cittadini a evitare o ridurre l'esposizione all'aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le ore 11 e le ore 18. È consigliabile restare in ambienti freschi, idratarsi regolarmente e prestare attenzione ai soggetti vulnerabili. Relativamente alle persone senza fissa dimora, ricorda il sindaco Trantino, l'amministrazione mette a disposizione la stazione di posta di Playa, struttura gestita dai servizi sociali comunali, dotata di aria condizionata. Adesso andiamo alla cronaca, weekend nero a Palermo dalla tentata violenza sessuale su una ragazza agrigentina in città per il concerto di Radio Italia, un autista Amat minacciato con una pistola e poi un ragazzo accoltellato a Bagheria. Marco Gullà. Una violenza sessuale, un autista Amat minacciato con una pistola, un ragazzo accoltellato. È stato un weekend da bollino nero sulla cronaca a Palermo e in provincia. Ieri, dopo il concerto di Radio Italia al Foro Italico, una ragazza agrigentina di 35 anni è stata violentata da un clochard del Gambia. L'episodio si è verificato intorno alle 5, diverse ore dopo gli ultimi brani cantati sul palco del Foro Italico. Dalle parti di Via Cala, il 31enne avrebbe iniziato a importunare la donna, diventando sempre più invadente. Dopo la violenza, la 35enne agrigentina avrebbe chiamato i soccorsi fornendo una descrizione dell'uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. Sempre a Palermo nel weekend un autista dell'Amat, l'azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo, fermo al capolinea di Piazza Indipendenza, è stato minacciato con la pistola da un ragazzo. L'autista aveva chiesto ad una coppia di scendere perché il bus era arrivato al capolinea. Il giovane ha reagito avvicinandosi a lui e puntandogli la pistola. L'autista
l'autista è rimasto impietrito. Alla fine, convinto dalla ragazza, il giovane è sceso dal mezzo e si è diretto verso Porta Nuova. Sempre nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato invece a Bagheria. Una parola di troppo, una rissa, il ragazzo interviene per sedare la lite e viene colpito con un coltello alla spalla. Per lui qualche punto di sutura è una prognosi di 7 giorni. Adesso andiamo a Messina, ragazza di 15 anni travolta ed uccisa da una motocicletta davanti a un noto locale della Riviera Nord. Il centauro leggermente ferito, arrestato per omicidio stradale, sconvolta la comunità di Torrefaro. Tonino De Mano. Le tracce di sangue a terra, i segni dei rilievi della polizia municipale, lo strazio dei parenti, degli amici e di un'intera comunità, quella di Torrefaro, che piange l'ennesima vittima della strada. Giulia Scimone, 15 anni, si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, travolta da una motocicletta in via Circuito a Messina, non distante da un noto locale frequentato da giovani. Dopo l'impatto avvenuto proprio davanti all'abitazione dei nonni, la ragazza è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso del Papardo, ma le gravi lesioni riportate hanno causato il decesso, sopraggiunto poco prima dell'arrivo in ospedale. Ad investirlo un ventenne, rimasto leggermente ferito, ora indagato per omicidio stradale e ristretto agli arresti domiciliari. Sul conducente della moto sono stati eseguiti test per rilevare eventuale assunzione di droga o alcol. Indagini sono in corso da parte della polizia municipale, che ha lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si escludono l'alta velocità ed una manovra azzardata, forse un'impennata. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Contestualmente è stato disposto il sequestro del mezzo a 2 ruote. La morte di Giulia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Messina è avvolta dal dolore. È il post del sindaco Federico Basile, che ha espresso vicinanza ai familiari della sfortunata ragazza. Avevano assaltato un ufficio postale a Palermo spaccando la vetrata con una macchina e facendosi consegnare 100.000 euro. Arrestate 3 persone. Orazio Longo. Si erano lanciati con una Fiat Tipo dentro l'ufficio postale di via Empedocle Restivo a Palermo. Queste le immagini di allora dell'assalto avvenuto il pomeriggio del 31 gennaio del 2025. Da quell'auto che aveva sfondato la vetrata era uscito un uomo che, assieme ad un altro introdottosi nei locali attraverso un varco, mentre un terzo stava fuori con funzioni da palo, si era fatto consegnare il denaro contante presente nella filiale che gli impiegati stavano versando nello sportello ATM in previsione del pagamento delle pensioni che sarebbe avvenuto l'indomani. Un bottino di 100.000 euro. Adesso la squadra mobile palermitana ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, un quarantenne e 2 49enni, con l'accusa di rapina, riciclaggio e ricettazione. I sistemi di videosorveglianza della zona avevano sin da subito indirizzato il corso delle indagini su una batteria di rapinatori orbitante nel quartiere di Pagliarelli. Tramite l'ascolto delle conversazioni telefoniche e gli esiti delle perquisizioni e dei servizi di osservazione e pedinamento è emerso che i soggetti, già parecchi giorni prima dell'assalto, avevano pianificato il raid riunendosi presso un covo nell'area di Viale del Fante, dove avevano fatto arrivare un motorino rubato che presentava peraltro una targa di cartone sovrapposta a quella reale, poi lasciato parcheggiato nei pressi della filiale postale e utilizzato per la fuga. Ancora pochi giorni e Lampedusa rivivrà un momento storico, 13 anni dopo la visita di Papa Francesco nell'isola delle Pelagie. Il 4 luglio arriverà Papa Leone a partecipare all'evento, a documentarlo anche una troupe di Antenna Sicilia e Telecolor. Adelaide Barbagallo. Per la seconda volta un pontefice si recherà a Lampedusa, l'isola delle Pelagie, si prepara alla storica visita di Papa Leone XIV. Terra di approdo di migranti e accoglienza, nel 2013 visse l'indimenticabile arrivo di Papa Francesco. 13 anni dopo, altro evento memorabile con gesti e scelte simboliche. Sull'altare del campo sportivo dove Papa Leone celebrerà la messa ci sarà la Madonna di Portosalvo, patrona di Lampedusa e simbolo di unione fraterna. Nelle immagini vediamo la grande festa che ogni anno i lampedusani le dedicano. Il Papa, per ragioni di sicurezza, non potrà visitarne il santuario, una grotta divisa a metà dove da un lato c'è l'effigie cristiana della Vergine Maria e dall'altro l'oratorio musulmano dedicato a un santuomo sufita. Segno che il dialogo interreligioso nell'isola è sempre esistito, testimonianza in un mondo dilaniato da guerre che la serena convivenza tra popoli di diverse religioni è possibile. Leone XIV arriverà sabato alle 9 ad accoglierlo in aeroporto. Ci saranno l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, il governatore siciliano Renato Schifani e il sindaco Filippo Mannino. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola dedicati alla memoria e all'accoglienza. Il cimitero per ricordare le vittime del mare, la Porta d'Europa, monumento simbolo delle migrazioni, il molo Favaloro,
che sarà intitolato a Papa Francesco. Alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa, al termine della quale Papa Leone ripartirà per fare rientro in Vaticano. Una visita che è un evento storico che seguiremo con collegamenti in diretta durante i telegiornali di sabato. L'inchiesta della DDA di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito alla discarica di Timpazzo riporta al centro il tema dei controlli e dell'ambiente. Il presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici lancia un allarme. Le inchieste sono ormai troppe da seguire. Gerry Italia. La discarica di Timpazzo resta al centro delle verifiche dopo l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti. Una vicenda che non riguarda soltanto il piano giudiziario. Sul caso è già stata avviata una verifica tecnico-amministrativa regionale, mentre anche la Commissione antimafia siciliana si prepara a approfondire la situazione. Il presidente della Commissione, Antonello Cracolici, punta il dito contro l'uso dell'emergenza come possibile scorciatoia per aggirare regole e controlli. Un richiamo ai rischi per territorio e comunità con danni che potrebbero protrarsi per anni. È sempre il solito trucco, si utilizza l'emergenza per commettere reati, perché qualcuno pensa che in nome dell'emergenza si possano chiudere gli occhi di fronte al fatto che si creino, come dire, condizioni non solo di reati oggi, ma di devastazioni ambientali che riguardano poi la salute dei cittadini domani. Ma dall'incontro sulla questione morale arriva anche un'altra denuncia: le difficoltà della Commissione antimafia regionale nel seguire il crescente numero di indagini aperte in Sicilia. La quantità di inchieste è elevata, non abbiamo gli strumenti per, come dire, per avere una nostra capacità di indagine e quindi di verifica delle condizioni che si determinano nel territorio, quindi c'è il rischio che la Commissione come dire, insegua anch'essa l'emergenza giudiziaria senza riuscire a prevenire. Il rischio, secondo Cracolici, è che le istituzioni siano costrette a rincorrere le emergenze invece di riuscire a prevenirle. Il caso Timpazzo resta dunque sotto osservazione. Tra magistratura, controlli amministrativi e commissione antimafia, il nodo della gestione dei rifiuti torna al centro del dibattito anche politico. È sempre emergenza idrica in provincia di Agrigento a secco, ma con perdite e allagamenti che in un caso hanno provocato il crollo parziale di una casa. Davide Sarto. A Canicattì una casa è crollata in parte a causa di infiltrazioni d'acqua, quell'acqua che però non arriva nei rubinetti. È il paradosso di un'emergenza che continua a esasperare i cittadini. Nel centro storico, in via Sottotenente Portalone, il cedimento di una condotta idrica avrebbe provocato il crollo parziale di un'abitazione. I proprietari hanno presentato una denuncia contro AICA e Comune, sostenendo di avere segnalato più volte il problema senza ottenere interventi risolutivi. Le perdite andrebbero avanti da circa 4 anni. L'area è stata transennata e la strada chiusa al traffico. Da questa mattina sono al lavoro gli operai per riparare la condotta. Ma non è l'unica emergenza. Nel quartiere Borgalino, in via Colombo, l'erogazione dell'acqua è sospesa da oltre 40 giorni. Famiglie e attività commerciali convivono con pesanti disagi e continui problemi di approvvigionamento. In via Francesco Ferrucci le perdite continuano a creare allagamenti. Intanto resta fermo il progetto da oltre 6,5 milioni di euro annunciato per il rifacimento della rete idrica cittadina, e mentre ogni giorno migliaia di litri d'acqua si disperdono per le strade, molti rubinetti restano a secco. Sono iniziati a Catania i lavori di riqualificazione della zona industriale per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Sono interventi fortemente evoluti dalla nostra amministrazione, ha evidenziato il sindaco Trantino, con fondi erogatoci dalla regione siciliana. Il piano strategico prevede il rifacimento integrale di circa 50 strade, la ricostruzione dei relativi marciapiedi, l'adeguamento dei sistemi di drenaggio e l'installazione di una moderna rete di illuminazione pubblica a LED. Secondo il cronoprogramma le opere copriranno oltre 50 chilometri di viabilità e impegneranno le maestranze per circa 18 mesi. Presentati dal registro tumori di Ragusa i dati oncologici in provincia, un report su cui organizzare la sanità del futuro. Veronica Barbarini.
Conoscere l'evoluzione dei tumori per intervenire prima, curare meglio e pianificare la sanità del domani. A Ragusa il registro tumori della provincia Iblea ha presentato i dati dell'andamento delle principali patologie sul territorio, dal 2015 al 2019, con un aggiornamento al 2022 sulle 5 forme tumorali più frequenti. Il quadro che emerge è tendenzialmente incoraggiante e in linea con quello regionale e nazionale. Negli uomini, tra i primi 5 tumori, abbiamo il tumore della prostata, il tumore del coloretto, il tumore del polmone, il tumore della vescica e al quinto posto il melanoma. Mentre tra le donne abbiamo al primo posto il tumore della mammella, al secondo posto il tumore del coloretto e al terzo posto sale il tumore del polmone e il tumore dell'utero corpo con il 5%. E ancora, la mortalità resta sostanzialmente stabile, mentre aumenta la sopravvivenza, segno dei progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie. Il documento richiama inoltre l'attenzione sul progressivo invecchiamento della popolazione, dove nella fascia over 65 si concentra il 61% dei casi di tumore, confermando la necessità di programmare in modo più mirato l'offerta sanitaria e i percorsi di presa in carico. Da questi dati possiamo avere un quadro generale su come funziona la prevenzione nella nostra provincia, sul funzionamento della clinica e quindi delle cure dei tumori, e danno un'idea a chi deve fare programmazione sanitaria per poter investire le risorse indirizzandole nel modo più opportuno. Tanti prati, panchine panoramiche, percorsi e installazione d'arte contemporanea. Presentato a Messina il nuovo parco urbano, l'Agorà dello Stretto, negli spazi dell'ex Fiera Campionaria. Orazio Longo. Oltre 32.700 metri quadri di superficie riqualificata, il 60% verde con prato calpestabile e oltre 7.000 nuove piante, arredi, illuminazione, percorsi e installazioni, 300 metri lineari di panchine panoramiche, 2 aree giochi, campi da basket, area di sgambamento per cani e zone attrezzate per fitness. Il tutto con un suggestivo affaccio sul mare e sulla Madonna della Lettera e con un accesso diretto alla spiaggetta adiacente al torrente Giostra. L'area della storica Fiera Campionaria di Messina, prima ancora Fiera Franca o del Santo Sepolcro, diventa un parco urbano, uno dei più grandi della Sicilia, presentato nello spazio della ex cittadella fieristica, ideato e finanziato dall'autorità di sistema portuale dello Stretto di Messina. La fiera non era mai stata concepita come spazio aperto alla città, è in qualche modo un'operazione che ha qualche componente di preoccupazione, ma siamo sicuri che con la vigilanza adeguata che abbiamo predisposto è meravigliosa per tutti. Firmato l'accordo tra l'autorità di sistema e il Comune di Messina per la concessione che avrà la durata di 6 anni e consentirà all'amministrazione comunale la gestione, la manutenzione e la piena fruizione del luogo pubblico, in continuità con la passeggiata a mare e il waterfront. Con la consapevolezza che quel tratto che si collega a quella che chiamiamo passeggiata a mare costituisce veramente un affaccio di cui la città aveva bisogno o necessità, di cui deve prendersi cura. In Piazza Duomo a Catania la consegna simbolica dell'incasso di un gol per la solidarietà, la partita benefica che quest'anno ha raccolto 31.000 euro. Le somme finanzieranno un parco giochi nel comune di Niscemi colpito dalla frana. Eva Spampinato. 31.125 euro, ecco la somma raccolta quest'anno dalla manifestazione sportiva di beneficenza che da 18 anni richiama allo Stadio Massimino di Catania migliaia di persone con un obiettivo concreto: aiutare giovani, famiglie e comunità in difficoltà. È stato il record di sempre di questa manifestazione, 31.125 euro, quindi come non ringraziare la città e tutti coloro i quali ci hanno permesso di costruire questa magia, ovviamente in sinergia con le istituzioni, le autorità. Un gol per la solidarietà quest'anno sostiene il comune di Niscemi, duramente colpito dalla frana dello scorso gennaio, con la realizzazione di un parco giochi per i bambini. Assieme al presidente Galvagno ci siamo subito interfacciati in quei mesi e abbiamo detto perché non favorire una realtà come quella di Niscemi, e quindi abbiamo fatto un sopralluogo col sindaco Conti a Niscemi e questo è il risultato di tanti sacrifici nei mesi scorsi. L'appuntamento ora, dopo questo evento, è quello di inaugurare il parco giochi per i bambini, zona a Piano Mangione, dove abbiamo deciso di voler realizzare appunto la scuola nuova. I mesi dovrebbero essere circa 4. La consegna simbolica questa mattina in una piazza Duomo assolata e piena di turisti, presenti
presenti i protagonisti dell'evento, le istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine e di All Star Sicilia. E adesso una pausa, tra poco con lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, parliamo del mercato, in arrivo le prime ufficialità per il Palermo, 3 colpi che verranno ufficializzati a breve, in avanti si stringe per l'Uvumbo, il servizio. Si apre la settimana che darà il via ufficialmente al calciomercato estivo e quindi parallelamente arriveranno le prime ufficialità. Il Palermo ha già 3 colpi in canna, Hernani, Estevez e Cassandro, tutte e 3 trattative già definite e in attesa quindi di essere ufficializzate. Archiviati questi innesti, il direttore sportivo Osti si concentrerà soprattutto sul reparto offensivo. L'obiettivo prioritario resta l'Uvumbo. Con il Cagliari esisterebbe già una base d'intesa e il Palermo aspetterebbe soltanto il sì definitivo dell'attaccante angolano. Il club di Viale del Fante tiene d'occhio però anche Rao, che nell'ultima stagione ha giocato a Bari, ma di proprietà del Napoli. L'ultima parola spetta ad Allegri, che lo vorrebbe valutare in ritiro. Sul fronte cessioni, Osti lavora per trovare una squadra a Matteo Brunori. L'attaccante è sotto contratto col Palermo fino al 2028 e il suo stipendio è vicino al €1.000.000 netto. Brunori non andrà in ritiro con i compagni in attesa di una nuova sistemazione. Nella stessa situazione dell'attaccante ci sono anche Diakité, Buttaro e Nicolau, rientrati dai rispettivi prestiti ma fuori dal progetto tecnico. Il Palermo dovrebbe decidere di non puntare anche su Blen e Gomez, in scadenza nel 2027. Il Catania deve valutare anche da chi ripartire, oltre che dai più giovani, Cicerelli e Quaini verso la permanenza, più lontani Donnarumma e Casasola. Marco Carli. Da chi partire e a chi poter rinunciare è una delle prime valutazioni di Longo con la dirigenza, in parte già iniziata e che proseguirà nell'incontro previsto nel fine settimana e ovviamente con i primi allenamenti. L'obiettivo del club è alleggerire rosa e monte ingaggi, una scelta ma anche un obbligo. Dal 1 luglio 2026 tutte 60 le società di Serie C sono obbligate a rispettare il nuovo salary cap. Ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, soglia destinata a scendere al 45% nella prossima stagione. Ecco anche perché si parte dai più giovani sotto contratto come Jimenez, Bruzzaniti, Leonardi o lo stesso Ponsi, ed ecco perché se alcuni giocatori hanno mercato possono partire. 2 casi emblematici sono Casasola e Donnarumma. Ragioni tattiche, la difesa a 4 ma anche l'ingaggio potrebbero spingerli altrove con il beneplacito del Catania che abbasserebbe le spese. Su Dini le valutazioni potrebbero essere diverse, il valore di mercato c'è ma il portiere dovrebbe restare. Su Cicerelli le voci non sono mai mancate e proseguono, ma il giocatore si è esposto pubblicamente e diventa difficile vederlo lontano da Catania, dove resterà Di Gennaro e probabilmente anche Quaini. Su Corbari incideranno le valutazioni di Longo, Allegretto farà parte del progetto. A breve si entra nel vivo, ci sono ruoli come il centrocampista centrale o l'attaccante, nonostante la presenza di Leonardi e probabilmente Caturano, che diventano prioritari anche per dare un gioco alla squadra, l'altro obiettivo dichiarato dal club. E per questa edizione è tutto, TG Sicilia torna alle 13:30, adesso la rassegna stampa curata oggi per noi da Luca Ciliberti. Buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.